Benvenuti alla quinta puntata di Notizie del Bello e auguri di buona Pasqua anche se in ritardo. È da poco trascorsa, il 24 marzo, la giornata nazionale della lettura, così abbiamo pensato di intervistare l'editore napoletano Diego Guida. Benvenuto editore, qual è secondo lei il compito della lettura? Innanzitutto far crescere non solo culturalmente ma anche socialmente un territorio e il territorio. In realtà questa è una battaglia che noi facciamo continuamente e costantemente, sia come editori che come operatori culturali dei territori, e cioè posto che è dichiaratamente riconosciuto che il valore della ricchezza di un paese è strettamente correlato alla ricchezza culturale della popolazione, noi ci terremmo in maniera particolare che crescessero gli indici di lettura, quindi gli indici culturali, dunque anche la ricchezza del paese, e quindi la socialità e l'essere interdipendenti gli uni dagli altri. Questo è un esempio chiaramente dimostrato dalla ricchezza intellettuale, culturale ed economica dei paesi scandinavi, che sono al primo posto del mondo. Noi, ahimè, siamo tra gli ottimi ultimi, non solo 4 italiani, ma in maniera particolare come meridionali e come campani ai noi. Quanto la lettura ci ha aiutato in questo periodo? Dagli indici di lettura e quindi dalle indagini che tra l'altro sono state pubblicate proprio qualche giorno fa in un grosso convegno online organizzato dal CEPEL, il Centro per il Libro e per la Lettura del Ministero dei Beni Culturali, oggi MIC, quindi Ministero della Cultura, pare proprio che la lettura abbia aiutato moltissimo tutti noi italiani e soprattutto noi meridionali, quindi stavolta il segno è positivo. È positivo per il ritorno e per l'attenzione che tutti noi, purtroppo chiusi e rinchiusi, aggiungo, in casa durante il lockdown, ci siamo avvicinati più facilmente alla lettura, pur non avendo a disposizione la possibilità di andare in libreria e quindi in luoghi dove tradizionalmente vengono venduti libri. Dunque queste indagini ci hanno dimostrato che la lettura tout court, quindi non tanto e non solo sul supporto cartaceo, ma ha avuto un grosso successo. Addirittura gli indici di crescita in Italia hanno superato quelli degli altri paesi europei una volta tanto, quindi certamente ha aiutato molto. Quindi ha aiutato non solo per quello che dicevamo prima e quindi per la crescita culturale e sociale del nostro territorio, ma soprattutto ha aiutato psicologicamente, evidentemente tutti noi italiani che rinchiusi in casa non sapevamo dove e come distrarci, e quindi evidentemente invece abbiamo trovato un buon modo per occupare le ore rinchiusi in casa. E cosa invece la lettura significa per lei da editore? È una sfida quotidiana ed è una fatica enorme da gestire e da fare. Che cosa significa? Significa mettersi anche, perché no, a disposizione degli autori, ecco, di chi ha un pensiero, ha un'idea e non sa come farla conoscere al di fuori del proprio ambito. Ecco, l'editore è un po', in fondo, una sorta di coach, un accompagnatore, e quindi ha la responsabilità di far conoscere agli altri quello che pensano i pochi, magari. Ecco, e quindi è una sfida interessantissima, una sfida difficilissima, soprattutto perché, ritorno a dire, purtroppo nel Mezzogiorno le realtà che commercializzano poi i libri sono pochissime, quindi la battaglia è ancora più difficile da vincere, perché è difficile proprio raggiungere il lettore. E se noi teniamo conto che su 100 libri venduti in Italia, 22 se ne vendono in Lombardia e quindi nell'Italia del Nord, 16 nel centro Italia, Lazio genericamente detto, e solo 4 in Campania e quindi nel Mezzogiorno, significa che il nostro lavoro, il nostro sforzo da editori meridionali deve essere il triplo, il doppio rispetto agli altri colleghi degli altri territori italiani, perché dobbiamo infrangere anche un muro, geografico e quindi farci conoscere ed essere presenti in territori abituati sia a leggere, ma magari non conoscono invece poi la nostra realtà meridionale, che pure è molto vivace e molto differenziata. Siamo comunque tantissime sigle editoriali, quindi non ci facciamo mancare niente, solo il mercato. Ecco, allora buon lavoro e grazie per il suo intervento.
Continuiamo a parlare di bellezza, ma in un'altra forma, quella dei gesti e delle iniziative, quella alla quale ormai da tempo si dedica Amedeo Manzo, presidente della BCC, Banco di Credito Cooperativo di Napoli, e promotore dell'ideale del rating umano. Ha una bella notizia da raccontarci, vediamo insieme di che si tratta. Parliamo di belle notizie, quindi oggi abbiamo il piacere di annunciare un'operazione importante, un'operazione sviluppata col nostro gruppo bancario Icrea di 15 milioni di euro a favore di Atitech, costituendo un pool di banche che sono banche che hanno interessi al nord prevalentemente, come Cassa Depositi e Prestiti, Banca Popolare di Milano, appunto Icrea Banca e BCC di Napoli, per il sostegno a un'impresa importante nel settore aeronautico, per un progetto, per un programma di investimento anche ecosostenibile e che consentirà alla nostra città di sviluppare ancora altri posti di lavoro, ma soprattutto poter cominciare a rinascere, a ricostituire quell'incoming attraverso la manutenzione appunto degli aeromobili per tutte le grandi compagnie aeree, che consentirà finalmente a Napoli di continuare e di riprendere a vivere. E questo è il frutto di una grande filosofia che ormai da 12 anni abbiamo portato sul nostro territorio, che è quello del rating umano, un modello creditizio innovativo che sviluppa, scatena un nuovo umanesimo creditizio, pone al centro la persona, non trascura i numeri, tiene presente i bilanci, tiene presente le analisi quantitative, ma valorizza soprattutto l'esperienza dell'essere umano. E quindi il rating di legalità, l'attitudine a rispettare le regole, il rating previdenziale, il rating tributario, il rating della solidarietà, il rating del ricambio generazionale, tutti concetti innovativi che arrivano dal mondo del credito partendo da Napoli, che vede attraverso la sua centralità lo sviluppo di artigiani, commercianti, piccole imprese, famiglie, partite IVA, giovani, start-up, per fare in modo che Napoli possa veramente continuare a rinascere. Dal 1500 i banchi ad oggi la BCC di Napoli. È stata confermata la quarta edizione di Pompei Teatrum Mundi, la rassegna di spettacoli organizzata dal Parco Archeologico di Pompei ogni anno dal 2017, salvo l'anno scorso a causa della pandemia. Ebbene, quest'estate, dal 24 giugno al 25 luglio, tornano gli attesi spettacoli al Teatro Grande di Pompei e sulla pagina dell'Espresso Napoletano potete già trovare l'articolo dedicato con tutta la programmazione. Siamo ormai prossimi all'uscita del numero di aprile dell'Espresso Napoletano. Vi lasciamo un piccolo indizio sul tema di copertina. Il nuovo numero ha a che fare con il tesoro napoletano con il quale vi salutiamo oggi. A lunedì prossimo!